raffigurazione del brigantino ligure con la croce di Genova. Vedete anche comunque la raffinatezza, malgrado sia arte popolare, con cui sono curati anche questi particolari. Un'altra raffigurazione di un brigantino a palo nel risso del santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Chiavari. È un santuario in realtà situato in campagna, all'epoca dove era molto più di oggi, fa parte, diciamo, dell'ambito cittadino, all'epoca era veramente un santuario di campagna, ma era strettamente legato al rione Scogli, che è esattamente sotto, ed era un rione di naviganti e di armatori. E molto spesso le imbarcazioni armate costruite nel rione Scogli dagli armatori venivano intitolate, dedicate a Nostra Signora dell'Olivo, chiamata anche Stella Maris. Quindi è chiaro che la valenza, no, di questo culto di Nostra Signora dell'Olivo diventa importante anche per i marinai, e quindi sul risso del santuario non può mancare la raffigurazione di una imbarcazione. Sì, grazie, così magari faccio... Un'altra imbarcazione è raffigurata a Santa Giulia di Centaura. Santa Giulia di Centaura in realtà è sulle alture di Cavi, non è sul mare, anzi nella descrizione dei fratelli Remondini, che ne fanno i fratelli Remondini nel 1888, sembrerebbe essere una zona affatto legata al mare. Cosa dicono i Remondini? La popolazione di questa parrocchia, sita sull'erta dell'alta collina tra Lavagna e Sestre Levante, è di circa 1100 anime, per la massima parte dedita ai lavori della campagna, grazie, e dalla scavazione della famosa pietra Lavagna, l'Ardesia, delle cui cave è gremita quella collina. Nonostante ciò, evidentemente gli abitanti di Santa Giulia avevano armato una propria imbarcazione con la quale forse, probabilmente, smerciavano lungo le coste queste ciappe di Ardesia. Tra l'altro è interessante perché è interessante notare come l'imbarcazione, sia contraddistinta con un SG, Santa Giulia, ed è probabile che proprio la nave armata dagli abitanti locali avesse preso il nome del paese stesso, e anche caratterizzata anch'essa da una bandiera con la croce di Genova. Quindi è molto probabile che questa raffigurazione sia molto aderente al vero, che non sia una raffigurazione di fantasia. A Riva Trigoso nel 2002 è stato ripristinato un antico rissoe con una raffigurazione di un'imbarcazione particolare, cioè l'imbarcazione di San Pietro, il pescatore, no? Cosiddetto pescatore. Ed eccolo quindi effigiato qui, l'imbarcazione di San Pietro, ma sul rissoe che orna la cupola della chiesa, intitolata appunto a San Pietro, abbiamo anche qui un altro brigantino, e questo è un riferimento assolutamente comprensibile a Riva, che una tradizione secolare di naviganti e di armatori. Il famoso Leudo nasce proprio a Riva Trigoso, quindi è chiaro che il riferimento al brigantino fosse un qualche cosa di importante per delineare quello che era l'impronta dell'economia e della società locale. Abbiamo poi gli elementi marini, i delfini, ed è chiaro che i delfini compaiono dove? In due luoghi di mare per eccellenza, cioè a Portofino, sul sagrato della chiesa di San Martino di Tours, e ancora sul risso del sagrato di Sant'Erasmo a Santa Margherita. Ha detto Rosangela che
giustamente i RIS non si ritrovano soltanto in ambito ecclesiastico o legati comunque a chiese, si possono trovare anche legati a palazzi patrizi, per esempio a Genova, o comunque davanti a chiese dove però si fa un riferimento non tanto alla chiesa o al culto che si pratica in quella chiesa, ma ad una famiglia legata particolarmente a quel luogo. Ed ecco quindi che per esempio a Statale, siamo nel comune di Ne, troviamo uno stemma che è lo stemma dei Fieschi. Vedete? È esattamente lo stemma dei Fieschi, perché quella era la zona di influenza dell'importante famiglia feudale appunto dei Fieschi. Così come a Portofino, davanti alla cappella di San Sebastiano, abbiamo un riferimento a quello che è lo stemma civico con i 2 cavallucci marini, anche questo è una presenza comprensibile. Più diciamo criptico è questo stemma che compare invece a Rapallo. In realtà sembrerebbe uno stemma della famiglia Durazzo che aveva importanti rapporti con Rapallo, ma soprattutto che aveva avuto un arcivescovo molto importante, Stefano Durazzo, che nel Seicento era stato colui che aveva curato e seguito l'applicazione dei dettami del Concilio di Trento, quindi dei dettami della Controriforma. È stato forse il più grande, il più importante arcivescovo genovese. Questo RIS di Rapallo in realtà è stato rifatto in anni recenti, ma ritengo si sia conservato questo riferimento araldico allo stemma forse dei Durazzo. Anche questa è una cosa molto interessante. Ci sono poi i riferimenti agli stemmi ecclesiastici, quindi lo stemma del papato con le 2 chiavi decussate, quindi lo stemma le 2 chiavi di San Pietro, e davanti alla chiesa di San Francesco di Rapallo il simbolo dei francescani con il motto Pax et Bonum, è proprio il classico, anche questo rifatto ma sicuramente riprendendo modelli precedenti. Un caso molto interessante e particolare è quello di Santa Vittoria di Libiola. Siamo alle spalle di Sesse Levante. Allora, noi vediamo, purtroppo è molto deteriorato e ormai scarsamente leggibile, però noi vediamo in questa riserva, in questo riquadro, un'immagine di Santa Vittoria Romana con la palma del martirio. Aveva avuto un martirio molto duro, molto pesante ed è rimasta la Santa Vittoria più famosa in quella che è la geografia dei santi. Quindi noi abbiamo una raffigurazione di Santa Vittoria Romana, Santa Vittoria Sabina, e la abbiamo di fronte alla chiesa di Libiola. La chiesa di Libiola in realtà nasce come cella del monastero piacentino di San Savino, intitolata a chi? A una Santa Vittoria che non è la Santa Vittoria Romana, ma è Santa Vittoria, sorella di San Savino, della quale peraltro si sa molto poco. Quindi vedete come la devozione popolare ha stravolto questa intitolazione che storicamente sarebbe più corretta, ma si è invece rifatta quella che è la Santa Vittoria più famosa, effigiata, come vi ho detto, con la palma del martirio, vedete? Che ritroviamo anche in questa statua di Santa Vittoria Romana che si trova nella provincia di Lecce, conservata in una chiesa. Quindi è anche interessante vedere come questa devozione spontanea e popolare a volte stravolga anche quella che è la storia o la geografia ufficiale, reinterpretando appunto i culti con spontaneità, anche in modo naif, anche se devo dire che questo sagrato, ripeto, molto deteriorato, aveva una sua raffinatezza e molto probabilmente scarsissimamente leggibile. Ritroviamo un riferimento a Santa Vittoria anche in queste altre 2 riserve, però purtroppo non riusciamo ad analizzare meglio. Abbiamo ancora questi riferimenti appunto alle navi, ma nel santuario di Nostra Signora dell'Olivo abbiamo un altro riferimento interessante in questo pino. Ora, il santuario dell'Olivo è vicino a un altro santuario importante di Chiavari, che è il santuario di Nostra Signora delle Grazie, che è immerso in questa bellissima e pregevole dal punto di vista ambientale pineta delle Grazie.
Quindi abbiamo una doppia, come dire, una doppia valenza mariana in questo senso, no? Richiama Nostra Signora dell'Olivo, richiama la Madonna delle Grazie, e questo mi dà la possibilità di aprire il discorso sul culto mariano, perché a parte alcune declinazioni locali che abbiamo visto, San Pietro a Riva, Santa Vittoria a Libiola, nella stragrande maggioranza il culto segnalato, il culto a cui si fa riferimento è quello mariano, nel senso che, come succede anche nelle edicole di cui parlavo prima, la Madonna è il riferimento religioso principale del fedele. La Madonna è diciamo, la figura che è erede di quella che era la grande madre primordiale, quindi è quella che protegge gli uomini, è quella che dà loro la possibilità di, come dire, di avere, che protegge i loro raccolti, dà loro quindi la possibilità di avere sempre cibo. Alla Madonna ci si rivolge per essere protetti, per essere, pensiamo solo alle erogazioni. Le erogazioni fino più o meno al secondo dopoguerra si tenevano regolarmente con una statua della Madonna percorrendo i campi, perché passando in questi campi la Madonna poteva benedirli, proteggerli e quindi renderli fecondi, e quindi si poteva avere la possibilità di produrre cibo per gli abitanti del luogo. Quindi ha una valenza importantissima quella del culto mariano, che torna nella stragrande maggioranza di questi ris del Levante Ligure, ma non solo. Guardate, qua mi sono divertita a fare un elenco di quelli che sono i riferimenti alla Madonna presenti sui vari ris del Tiguglio. Sono decisamente molti, preponderanti direi. E arriviamo alle datazioni. Abbiamo detto che sono rarissimi i casi in cui questi ris recano proprio una data, e non siamo nemmeno sicuri se la data che portano sia la data di creazione di quel ris o se sia semplicemente la data di rifacimento. Molto probabilmente è quella di rifacimento. Però noi dobbiamo partire dal ris vedendolo come documento, perché esso stesso è un documento, quindi analizzandolo possiamo fare alcune considerazioni che ci consentono magari di collocarlo cronologicamente. Sono partita in questa slide molto schematica da alcune datazioni presenti. San Pietro di Rovereto è datato, siamo nel 1789, e sono andata a vedermi nella letteratura in particolare sui Remondini. I Remondini erano quei due fratelli religiosi che sul finire dell'Ottocento avevano percorso tutta l'arcidiocesi di Genova, parrocchia per parrocchia, e avevano pubblicato un'opera monumentale descrivendo in modo veramente dettagliatissimo ogni parrocchia, gli altari, le opere d'arte. Mai i Remondini fanno riferimento ai ris, forse probabilmente perché si dava per scontato che il ris faceva parte, cioè ci doveva essere, no? Insieme alla chiesa c'era naturalmente anche il ris. I Remondini mi dicono che per esempio San Pietro di Rovereto è unita alla parrocchiale di Sant'Andrea e viene staccata nel 1763 ed eretta in arcipretura. Quindi è probabile che questa acquisita autonomia abbia portato anche alla necessità di arricchire questa chiesa, e quindi probabilmente in quell'occasione, dico probabilmente, fu creato questo ris. Così pure la cupola della Santissima Concezione di Cali, datata 1794. Sappiamo che era cadente, fu ricostruita entro il 57, per un periodo era stata sottoposta a Santa Giulia, però insomma, i cavesi scalpitavano, volevano l'autonomia della loro parrocchia e nel 1797 la ottengono. E dunque è probabile che il rifacimento del ris sulla cupola, che è uno di quei bellissimi, non so se l'avete notato nel video quando giravano le immagini, ecco, è probabile che con quel rifacimento ci si preparasse a creare una chiesa bella e importante in vista appunto della prossima erezione in parrocchia che arriva di lì a 3 anni.
E così l'oratorio dei disciplinanti di Moneglia. Noi sappiamo che è datato 1822, però sappiamo che nel 1734, quindi circa un secolo prima, aveva avuto un forte ristoro, cioè un restauro importante. E ancora San Michele di Rialto a Chiavari, che proprio nel 1825 era stata abbellita dal rettore, che si chiamava Giovanni Battista Raggio, e dunque è probabile che poco dopo si fosse realizzato il nuovo Riseux, ed è un Riseux che è rimaneggiato in più fasi, va dal 1843 al 1932. E così abbiamo tutta questa serie di altre datazioni, alcune vedete molto recenti, proprio perché, come vi ho detto prima, sono stati appunto rifatti in epoca modernissima. Bene, io mi fermo qui, spero di aver suscitato un po' la vostra curiosità con qualche spunto. Peccato che non si possa sapere di più, peccato che non esistano documenti, però è vero anche che questa è la sfida, no? Analizzare questi documenti che forse ci parlano se sappiamo farli parlare. Grazie. Adesso siamo a vostra disposizione. Avrete capito che il Riseux legato a questo tipo di documento che abbiamo prodotto diventa un input, diciamo, in più per scoprire soprattutto il nostro territorio. Noi abbiamo scelto questo format particolare, ci vedremo poi anche con Daniela in una prossima occasione, quello di presentare il libro, e la presentazione del libro farla diventare un pretesto per approfondire diversi temi. Quindi in questo caso con lo storico, la prossima volta con Daniela, che sarà a breve a Zoagli, parleremo di land art, che è la sua materia principalmente. Siamo a Sestri Levante il 29 di marzo prossimi, quindi la settimana prossima, credo addirittura che sia, con di nuovo un parterre di relatori, e quindi ogni volta ci sarà un argomento che può aiutarci, diciamo, ad apprezzare quello che ci circonda e avere delle chiavi anche di lettura per poterlo approfondire. Per quanto mi riguarda, l'occasione di questo libro è anche proseguire in questa linea che ci siamo dati di unire la tecnologia applicata all'arte, perché oggi è importante usare degli strumenti che ci vengono dati, come può essere il drone, come può essere il laser scanner, come può essere anche determinati sistemi di impiantistica, che ne so, ad esempio legati all'umidità di risalita, che noi negli ambienti tipo le chiese troviamo spessissimo, no? Come fonte, l'infiltrazione ovviamente d'acqua la troviamo come fonte di degrado. Ci sono dei sistemi molto avanzati tecnologicamente che ormai ci consentono di andare a fare un intervento di restauro un po' più puntuale e anche molto più preservativo rispetto all'oggetto. Questa linea di tecnologia applicata all'arte è una delle linee che per noi tecnici deve diventare, diciamo, più, come posso dire, agevole da maneggiare, perché non deve diventare come posso dire, un tabù. Ecco, dobbiamo lavorare insieme alle sovrintendenze, vedo che c'è la nostra amica che è presente. Com'è? Sì, la Silvana Vernazza, che conoscerete perché è preziosissima per noi proprio nella divulgazione di questi appuntamenti, che sono, diciamo, di ampio spettro poi alla fine, però sono degli spunti importanti per valorizzare appunto quello che è un patrimonio di tutti, e quindi tutti dobbiamo darci da fare per poterlo appunto preservare. Se avete qualche domanda siamo qua. A me viene subito di farne una, siccome io amo molto lavorare con le mani, quindi apprezzo molto la ricostruzione storica, i simboli, eccetera, eccetera. Mi rimane la curiosità della costruzione del Riseux, se ci potete dare proprio due parole su quella che è. Intanto prima c'era un discorso collegiale, no? Però ci sarà stato sicuramente un capofila che, cioè, mi metto in mente, ecco, mi è rimasta un po' in sospeso questa curiosità da capire. E se ci sono attualmente, visto che ci sono restauri da fare da più parti, qualche scuola, qualche indicazione di qualcuno che li sappia fare ancora, se li fa ancora in modo antico, perché
so che non si possono più raccogliere i ciottoli, so che la nostra zona è una zona particolare per i colori, dovuta anche a una geologia di quelli che sono i monti, che poi sono quelli responsabili, diciamo, che portano i ciottoli a valle, i colori, eccetera. Ecco, questo è l'aspetto qui, se sì, perché poi ognuno dà un taglio, certo, però certo. a me rimane questa curiosità. Sì, ma facilmente a proposito tutte le tecniche, una cosa è mettere il rissè sul piano, ma quando si mette sulla cupola c'è un'altra tecnica. Ok, aspetti, allora facciamo ancora dov'è la signora, così sentiamo e facciamo che ha chiesto la signora. In particolare volevo capire se questi ciottoli sono prevalentemente in spiaggia di mare o presi dai ruscelli, dalla montagna. Allora, faccio di nuovo una premessa che è parte di nuovo delle cose raccontate anche nel libro. Noi nel Levante siamo in una situazione di policromia proprio perché abbiamo un tipo di rocce che ci circondano, che sono nello specifico i rossi basalti, i verdi sono i serpentini oliofioliti, ci sono i neri che sono dei calcari, i giallognoli che sono degli altri calcari, i quarzi che sono le pietre più bianche, e il nostro territorio di Levante è proprio contraddistinto da questa caratteristica così appunto basata su una policromia. Più andiamo nel ponente e più troviamo il bianco e nero. Questo è qualcosa che ricorre in maniera, direi, proprio da manuale quasi. Quindi il discorso di raccogliere i ciottoli dal mare sulla spiaggia è stato, diciamo, è ormai normato. Quindi essendo su un ambito demaniale per cui bisogna chiedere il permesso, mentre una volta la raccolta avveniva in modo spontaneo, tant'è vero che queste erano proprio occasioni di come posso dire, di condivisione per la comunità. La Barbara ha citato Santa Sabina di Rigo a Trigoso, quello è l'ultimo forse che è stato eseguito coinvolgendo tutta la popolazione. Ora non si può fare più così, le ditte che intervengono anche nel restauro sono soggette a richieste, a autorizzazioni proprio per andare a prendere piccole quantità dove possibile, altrimenti ci sono gli approvvigionamenti che vengono da cava. Però quando vi dicevo diventerete critici anche voi nello sguardo quando andrete in giro per il perché è inevitabile che ormai guardiate, diciamo, questo tipo di manufatti con un occhio diverso, e vi accorgerete proprio già dal calibro dei ciottoli, che non sono i ciottoli dei sagrati più antichi, perché avranno delle dimensioni più grosse e non sono grosse come ad esempio nei sagrati rustici cosiddetti, che erano ad esempio dedicati a delle aree con delle funzioni precise, tipo, come vi ho detto, la sosta delle carrozze, oppure i percorsi, perché abbiamo molte creuse anche che sono intervallate da una serie di mattoncini che sono miste, no? come tecnica, cioè un po' di mattone e un po' di rissò, ma proprio per questa funzione spinta, cioè sì, oppure le canalette che hanno addirittura lo sguscio, no? Cioè il rissò nasce proprio con una caratteristica di rispondere a una funzionalità che doveva essere quella del convogliamento delle acque, poi sostanzialmente, e quello di permettere alle persone di camminare sull'asciutto proprio per la caratteristica drenante del sottofondo. Il sottofondo, allora, anche lì dobbiamo distinguere. Oggi purtroppo abbiamo questo problema che quando si va a intervenire con i criteri di restauro ci salviamo, perché il progetto di restauro viene autorizzato e normalmente anche l'architetto che lo segue, oltre che gli artigiani che sono quelli fisicamente che padroneggiano, diciamo, questo saper fare, sanno che non ci può essere aggiunta di cemento, perché il cemento non è drenante, quindi non vai a soddisfare una delle funzioni primarie di questo tipo di manufatti. Quindi cosa si fa? Si fa il letto di sabbia, cioè si prepara il sottofondo, si adagia tutta la sabbia in un certo spessore, viene riprodotto se siamo in un caso di restauro, la decorazione chiaramente documentata a priori eccetera, riprodotta in scala 1:1 e si buca come si faceva? Scusa? C'è il rifacimento di
Adesso vi facciamo vedere una... Sì, anzi mi taccio immediatamente perché abbiamo un documento interessante proprio della ditta Vigo che ha realizzato il sagrato di Zoagli, di San Pietro. Facciamo velocemente un pezzetto perché poi lo riprodurremo anche a Cervara. Se vi fa piacere, poi noi stiamo preparando la presentazione in collaborazione ovviamente col Comune di Santa Margherita per il 26 di aprile e ci sarà la ditta Vigo che spiegherà queste parti tecniche ancora più nel dettaglio, perché loro sono tra gli artigiani che abbiamo trovato, perché con nostra sorpresa abbiamo trovato pochi, ma ci sono, e ottimi diciamo, in questo campo. Quindi vedete ad esempio come è stato riprodotto il disegno, no, qua sta, ecco. Vedete il bianco naturalmente è il segno del gesso che è stato riprodotto con la stessa tecnica dell'affresco, vi dicevo, quindi bucando il cartone, facendo passare la polvere e poi andando a riunire i puntini che si riproducono sotto al cartone. Il rissailleux poi va a seguire la traccia del disegno scegliendo pietra per pietra, quindi immaginatevi anche la fatica, perché sono ore e ore sulle ginocchia, andando a scegliere con un occhio esperto ovviamente il calibro più piccolo, la forma un po' più allungata, quella un po' più tondeggiante, e contemporaneamente stando attenti alle cambiture che devono essere con i colori che avevano in origine. Questo appunto, come diceva Barbara, poi peraltro è uno dei più antichi, perché nel 1789 è data dalla rivoluzione francese. Sarebbe bello scoprire anche questa coincidenza, no? Anche storica in un sagrato così. E vedete qua per lo più appunto abbiamo 3 colori. Qua da noi abbiamo fatto un'altra presentazione ad esempio al Museo Archeologico, l'ho fatta in coppia con, non so se lo conoscete, il dottor Marco del Soldato, che è un geologo, e ha parlato proprio di tutta la montagna, l'Appennino, diciamo, che ci sta alle spalle, dove c'è proprio credo che sia proprio un parco a tema proprio sul basalto, perché l'uomo preistorico già usava il basalto, lo usava per le prime schegge e quindi nell'utilizzo delle armi per cacciare, però il basalto è uno dei colori, il rosso e il basalto sono uno dei colori e del materiale, dei minerali più usati qua nelle Levante ligure. Devi dirmi qualcosa? Ecco, quindi questo questa parte è fondamentale. Questa parte, se vedrete poi anche sì, alla Cervara, il Vigo, che oltretutto la ditta Vigo fa anche i cosiddetti seminativi alla genovese, perché a lui piace molto distinguere il seminativo alla genovese dal pavimento alla veneziana, perché noi normalmente parliamo di pavimento alla veneziana, ma anche la Liguria ha appunto una sua specificità in questo campo e questa ditta artigiana. E quando è questo appuntamento? Il 26 di aprile, e stiamo lavorando insieme al comune di Santa Margherita come location alla Cervara. Il 26 aprile sarà un appuntamento di pomeriggio come oggi. Poi comunque sarà comunicato, vedo Beppe che non lo vedo, ma comunque stiamo lavorando in collaborazione col comune, quindi ci sarà appunto una comunicazione puntuale su questo. E poi mi diceva la signora, no, sì, non mi ricordo Per più. le cupole. Ah, ecco, con le cupole si lavora come, cioè siamo come il verde verticale, dico, quindi si lavora sempre per compressione, però c'è una maglia allora nel restauro no, ma anche lì si parte dal basso e poi le pietruzze si stanno proprio insieme per compressione. Ora queste non sono ancora originali, non mi sembra di aver visto dei restauri, forse in un caso 2, però le pietre vengono proprio infilate. Infatti vi porto un esempio per spiegarle meglio. Sul sagrato di Moneta di Santa Croce, dove ci sono dei sassolini veramente piccoli, il calibro è molto piccolo e anche la forma è molto eterogenea, perché ci sono tondi, più allungati eccetera. Quando salta uno di questi sassolini, la manta è quella